spiegaste, proprio facendo appello a questa intima appartenenza, alcuni fenomeni, perché io ho visto alcuni resistenti, diciamo così, ultimamente, barricarsi su un tetto per difendere la Carta Costituzionale dallo scempio di alcune riforme assurde imposte dal leader di turno. Ho letto anche il supporto di numerosi prestigiosi costituzionalisti a queste proteste, ma non ho visto nessun partigiano del PD associarsi alla schiera di questi resistenti. Ho visto più volte dei gruppi di resistenti battersi anche fisicamente in Parlamento contro dei mega condoni alle lobby del gioco d'azzardo, contro regali del patrimonio pubblico degli italiani alle banche. E non solo non ho visto nessun partigiano del PD, ma ho sentito dargli anche dei populisti, degli sfascisti. Ho visto dei resistenti opporsi vigorosamente a dei provvedimenti scellerati per il territorio, e parliamo dello sblocca Italia e di quelle norme che agevolano tra l'altro anche la costruzione di impianti simili a quello di cui parleremo stasera, norme alle quali in un gioco meschino venivano mischiate quelle della ristrutturazione scolastica che noi stiamo ancora aspettando, fra parentesi. E ho visto che questi resistenti sono stati chiamati gufi addirittura, ma state tranquilli perché in mezzo a loro non c'era nessuno del PD, quindi la coscienza è salva. Ultimamente ho visto un altro gruppo di resistenti fare di tutto di più perché il Senato della Repubblica non venisse trasformato in un contenitore multiforme di politici mediamente asserviti al volere governativo e pertanto generosamente coperti da immunità, come sapete bene. Ma chi protestava è stato chiamato fascista, chi protestava su queste cose è stato chiamato fascista. Ma state sereni, perché non c'era nessuno del PD. Allora vi chiedo cortesemente anche di spiegarmi, visto che la mozione di cui stiamo parlando dice giustamente, attenzione, parla di rigurgiti xenofobi, correggimi se sbaglio Enrico, e addirittura pulsioni secessioniste, testualmente così dice. Bene, io dico bene quando la leggo. Poi però spiegatemi, come interpretiamo le parole di un beneamato premier quando pochi mesi fa, alla luce della vittoria della secessionista Lega, giubilava dicendo che bello, la Lega ha asfaltato il Movimento 5 Stelle? Come le interpretiamo? È questa allora la natura dei nuovi partigiani? La natura è mettersi la spilletta dell'Ampli che di tanto in tanto non basta, perché così non ci dimentichiamo allo specchio di essere nipoti di essere discendenti di? No, per noi no. Per noi questi sono partigianismi vuoti e non ci interessano. Non ci interessano questi tentativi rabberciati di lavarsi la coscienza accarezzando l'elettorato più anziano, perché noi rivendichiamo con gli atti di ogni giorno di tutti i nostri rappresentanti nelle istituzioni, non nei talk show. Rivendichiamo la nostra essenza democratica e solidale e quindi ovviamente lontana anni luce da qualsiasi totalitarismo. Allora io ancora una volta vi esorto, perché vi stimo come persone intellettualmente oneste, e vi dico: guardatevi dentro e pensateci davvero a quel nonno, bisnonno, zio, partigiano che probabilmente avete avuto davvero, e soprattutto ai suoi ideali traditi ogni giorno da un partito che sta contaminando in modo irreparabile una tradizione storica con una speculazione di potere puro degna della più camaleontica democrazia cristiana, perché non si chiama diversamente. Noi della mozione in oggetto, sulla quale ci asterremo solo per non offrirvi su un piatto d'argento una facile argomentazione da bar, abbiamo visto che indicate
l'importanza di sensibilizzare la popolazione, specie più giovane, sui nuovi possibili autoritarismi, sempre testuali. Ebbene, cominciamo a sensibilizzare la popolazione, noi già lo facciamo ogni giorno, e cominciamo magari a spiegargli anche l'effetto delle riforme costituzionali che saranno chiamati a confermare nei prossimi mesi con un referendum, perché i regimi non sono solo quelli dei paesi dove si marcia e dove si vedono sfilare stivali lucidi al passo dell'oca. Grazie.